Dicevamo invece di Matteo Dell'Anno, 22 gol in questo campionato, intanto sbagliano tutto, D'Anversa recupera un pallone 2 contro 1, c'è Solinas, D'Anversa prova a colpire il palo interno di D'Anversa, il primo squillo di Tommaso D'Anversa. Un 4-3 ci è sembrato, senza linea a centrocampo, una squadra molto lunga che comunque sta provando a costruire qualcosa, se ne va la palla per Dell'Anno che segna e parte in vantaggio la San Giovannella. Due squadre che dunque si giocano non solo una posizione in classifica ma anche una filosofia. Intanto prova ancora la Roma Calciotto e riesce a passare con Maschietti che semina il panico nell'area avversaria e con il destro mette dentro il gol dell'1-1. Ragazzi di Allegri che ora ci provano, un buono infiltrante dentro per Cao che deve allargarsi, Cao la rimette dentro, colpisce a botta figura e poi Dell'Anno da 2 passi non riesce a intervenire. Tendenti a 27 non sarebbe sufficiente per avere il punto in classifica che arriva con Matteo Dell'Anno, ancora lui un tocco solo all'interno dell'area di rigore e fa 24 in campionato e 2-1 qui al Ciriaci. Quinquigno dunque al fischio del direttore di gara va col suo sinistro, la bomba di Quinquigno che scheggia la traversa e poi si invola verso il fuori. Di un solo gol che abbiamo visto quanto può essere davvero inconsistente, perché Virli prova a fare tutto da solo e a colpire un palo clamoroso che con l'aiuto di Solinas poi la palla finisce fuori, che prova a girarsi, palla sporcata, Franceschini va da Dell'Anno che ora può far correre anche Di Vasta, Dell'Anno però va a entrare in un imbuto, alla fine Goletti esce bene, perde palla però proprio su Dell'Anno, il pasticcio di Goletti regala la tripletta a Matteo Dell'Anno. A sorprendere Blundo anche per il contrasto dei giocatori, tanto la palla rimane lì in mezzo, non assegna l'arbitro, il calcio di rigore alla Roma Calciotto. D'Anversa che ha fatto un movimento innaturale, Pisapia la sventagliata sulla destra nella zona di Seferi, Cao va a recuperare questo pallone, D'Anversa però col fisico va a bucare Blundo e portare in partita a 2 minuti e mezzo dalla fine la Roma Calciotto. Ancora Dell'Anno, salta netto Pisapia, se ne va Dell'Anno su Solinas che lo mette giù, calcio di munizione per la San Giovannella e forse finisce qui la partita, anche perché soprattutto finisce la partita di Maschietti che va a beccarsi il secondo giallo per proteste e viene cacciato fuori dal direttore di gara. La situazione è sul 3-2 e la Roma Calciotto è sotto anche di un giocatore. Arriva in questo momento il triplice fischio del direttore di gara, 3-2 per la San Giovannella. Dell'Anno con una tripletta stende la Roma Calciotto. Non sono bastati ai giallorossi i gol di Maschietti e di D'Anversa. Beh, partita no, sono 2 partite che creiamo, diciamo che giochiamo meglio, molto meglio delle altre squadre o forse solo noi non sfruttiamo loro quelle 3 palle che gli capitano e sfruttano tutte e pecchiamo di questo, ecco. Sì, quello sì, peccato perché avevamo messo 2 vittorie di fila, poi c'è stato diciamo quello scivolone contro l'Italia, quindi stasera era importantissimo vincere per ricominciare la corsa a sta salvezza che ce la stiamo mettendo tutte e piano piano stiamo cercando di guadagnarcela.